Quando è stata l'ultima volta che ti sei trovato in una situazione nella quale hai dovuto dare delle spiegazioni? Le spiegazioni richiedono chiarezza, verità, buonsenso, affinché gli animi delle persone che la rivendicano possano ritrovare la calma. Una buona spiegazione può rovesciare una tensione in una relazione, può evitare ferite o rievocare ferite e tante altre situazioni spiacevoli. Sicuramente è capitato anche a te ed è capitato anche a Pietro, Simon Pietro, il personaggio che sarà al centro di un dibattito anche acceso con alcuni giudei. Benvenuti allo studio del venerdì. Stiamo esaminando il libro degli Atti, scritto dall'Evangelista Luca, e possiamo dire che è il libro che porta a questa sintesi. Lo Spirito Santo è in azione, da Gerusalemme verso l'estremità della terra. Dio opera in modi strani e non convenzionali. Nel momento in cui sembrava positivo per i credenti crescere, maturare, stare insieme, godere della comunione, gli entusiasmi delle conversioni di massa, grandi numeri, Atti 2, l'inizio di una vita comunitaria ricca e intensa, caratterizzata anche dal condividere le risorse che ognuno poneva al servizio dell'altro. Ad un certo punto vennero sparpagliati per ogni dove a causa della persecuzione. Più grande era la persecuzione, ricorderemo gli effetti sulla Chiesa della lapidazione di Stefano, più la Chiesa cresceva e cresceva in una maniera nuova, in quanto integrata sia dai giudei e sia da coloro che non lo erano. L'unità nella diversità crea conflitti, incomprensioni, si rivendicano dei diritti, in particolare avanzati dai giudei che si sentivano i soli detentori delle promesse di Dio. Insomma, nacquero delle questioni da risolvere e che richiedevano spiegazioni. In particolare questa sera saremo dentro una vicenda spiacevole, almeno in una prima fase, nella quale Pietro dovrà fare chiarezza. Alcune persone, in particolare i giudei, contemporanei al periodo successivo alla morte e la resurrezione di Gesù, pensavano di essere gli unici che potessero ricevere quel Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo, come se fosse un messaggio esclusivo, dimenticando che quel messaggio invece era inclusivo. I seguaci di Gesù venivano chiamati immediatamente dopo la sua morte i seguaci della via. Ora l'indirizzo della buona notizia del Vangelo assume una direzione globale, che riguardava anche coloro che non erano giudei, che a breve, ad Antiochia, sarebbero stati chiamati per la prima volta cristiani. Pertanto, se ti senti un cristiano, solo perché vivi in una nazione che si ritiene tale, dovresti conoscere il DNA di questi uomini e donne che hanno iniziato a credere in una maniera diversa da come oggi crediamo e nel come ci definiamo essere oggi dei cristiani. Pietro Apostolo sarebbe stato indirizzato dallo Spirito Santo ad andare verso coloro che non erano giudei e questa richiedeva chiarezza. Per abbassare il livello di una tensione relazionale bisogna parlare in modo da rassicurare gli animi che si sono accesi. Ecco il testo di questa sera. Atti, capitolo 11, versetti da 1 a 19. Leggeremo insieme questo testo e poi faremo alcune riflessioni. Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: io ero nella casa di Ioppe in preghiera e, rapito in estasi, ebbi una visione. Un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata dal cielo per i 4 angoli e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione,
lo esaminai e vidi i quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udii anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi assolutamente no, Signore, perché nulla di impuro o contaminato è mai entrato nella mia bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per 3 volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo e in quell'istante 3 uomini mandatimi da Cersarea si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi 6 fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Ioppe e fai venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Fin qui la parola del Signore. Prima questione da dirimere. Bisogna andare verso la riconquista di una teologia che fa da cornice a ciò che sta accadendo, perché gli animi sono accesi. Il testo ci dice, infatti, al versetto 2, è scritto proprio così: e quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano. La contestazione proveniva proprio dai giudei, perché Pietro sarebbe andato a casa di Cornelio, un ufficiale romano che aveva uomini e donne alle proprie dipendenze, un uomo potente e che seguiva i riti giudaici, ma non era ebreo. Pertanto un giudeo come Pietro non poteva entrare in casa di uno che non lo fosse. Cosa poter dire nell'offrire a chi ci ascolta anche una cornice biblica che possa favorire una rapida risoluzione delle questioni? Quello che ci riguarda è che nella risposta offerta da Pietro, guardando gli obiettivi di quel discorso, non solo avrebbe determinato calma, pace, potremmo dire shalom, ma anche indirizzato i contestatori a glorificare Dio. Versetto 18, la conclusione della nostra narrazione, tanto per fare un perimetro: allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Qualsiasi persona può essere portatrice della vita nella vita degli altri. In particolare portare la benedizione del Vangelo di Gesù Cristo, che è vita, anzi possiamo dire vita eterna. Pertanto questa sera non racconteremo solo le circostanze che hanno favorito il cambio di rotta di una contestazione, ma quanto indirizzare a chi ci ascolta alla vita. Parlavamo di una cornice, perché non metterla nel contesto di questo dibattito acceso tra Pietro e alcuni giudei? La cornice è che Dio pensa sempre in grande. Spesso la nostra visione della vita è limitata e poco interessata ad includere gli altri. Il cristianesimo biblico non può essere circoscritto ad una nazione, all'Europa, ma ha una dimensione globale, direi universale, perché no, anche cosmica. Anche la creazione è coinvolta in questo progetto, che alla croce ha dato vita ad un cambiamento che attende la piena realizzazione. Ecco la cornice. Prima di disegnare la tela, non so se sia una tecnica giusta nel mondo della pittura, poniamo una cornice che delimita lo spazio da colorare e lo spazio da riempire. Il contesto
Il perimetro di questa storia ha a che fare, ha le sue radici in un Dio che sa fare delle buone alleanze, in particolare quella che fece con Abramo. I giudei erano rimasti lì, in quella promessa, senza pensare alle implicazioni che quella promessa avrebbe determinato nel futuro e che la morte di Cristo avrebbe ufficialmente inaugurato e suggellato. Per tanti fu una sconfitta la sua morte, ma la scrittura annunciava una vittoria che avrebbe coinvolto ogni nazione della terra e non solo i giudei. Allora dobbiamo andare in Genesi, capitolo 12, per capire ciò che Dio ha detto ad Abramo. Leggiamo insieme. Versetto 3, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte, ripeto, tutte le famiglie della terra. Guardate che è facile entrare in polemica con questa promessa. Quante volte abbiamo pensato che quella persona non era degna di ascoltare il Vangelo, magari perché scontrosa, di brutto carattere, ma chi vorrebbe avere a che fare con lui? Abbiamo scelto a chi parlare di Gesù cercando anche di fare una specie di selezione. Saulo da Tarso, folgorato sulla via di Damasco, è l'emblema di quanto Dio sia buono e inclusivo e pensa in grande. In questo spazio ci sono io e ci sei te. La contestazione riguardava essere entrati in una casa sbagliata e aver mangiato con quelle persone. Mi domando, non era accaduto anche a Gesù di essere stato contestato per le stesse ragioni? Anche lui mangiava con dei pubblicani. Ecco la contestazione. Versetto 3. Tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. C'è una contestazione categorica. Tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Bisognava convincere di aver fatto la cosa giusta, perché le accuse sono due. Sei entrato e hai mangiato con loro. Due offese. Sei andato a casa di coloro ai quali non dovevi andare e in più ti sei seduto anche a mangiare con loro. La comunione della tavola aveva un significato profondo, intimo. Oggi forse completamente disatteso. Forse dovremmo anche recuperare qualcosa della comunione della tavola. Si presumeva che si condividessero gli stessi progetti di vita, di fede. D'altronde anche l'alimentazione di un ebreo era completamente diversa da quella di coloro che non lo erano. In particolare la scelta delle carni che si potevano mangiare rispetto ad altre che erano proibite. Questa era la visione che è stata data a Pietro. Volevano essere devoti a Dio, anche Pietro desiderava questo, ma Dio stava parlando al suo cuore utilizzando una situazione di vita ordinaria per mandarlo verso gli stranieri. E questo i suoi connazionali non lo avevano capito, pertanto lo stavano contestando. Guardate il paradosso che troviamo proprio al versetto 1 che leggeremo a breve. Sono a conoscenza che gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio e quindi erano stati anche battezzati. Avrebbero potuto gioire, ma stavano ancora guardando a ciò che rafforzava la loro identità di popolo, l'ospitalità e la tavola, le tradizioni, ciò che era diventato secondario. Infatti al versetto 1, come è appena apparso sullo schermo, gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. L'inclusione fa paura. A volte ci si sente migliori degli altri. Dio avrebbe dovuto parlare solo a me o solo con me. Queste persone non sono come me. Subentra anche una certa forma di pregiudizio, di arroganza, di superiorità. In che modo posso far abbassare il livello delle loro angosce? Dando una buona e adeguata spiegazione, che non è una giustificazione,
o introduce elementi di soggettività, ma integra fatti, circostanze e spiritualità. Quello che ci piace in questa storia è che Pietro stava in preghiera. Versetto 4. Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine, fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Ioppe in preghiera. Se vogliamo che Dio ci parli, connettiamoci. Se il wifi è staccato, sarà difficile che lui cambi il nostro modo di pensare e quello degli altri. La nostra spiritualità incide non solo nella nostra vita, ma anche in quella degli altri. Per abbassare le angosce degli altri, prima di parlare bisogna pensare cosa dire e pertanto sviluppare una relazione con colui che ha progettato le relazioni umane. Un cuore cambiato, quello di Pietro, avrà la forza di cambiare quello degli altri. Di solito il nostro metodo è l'inverso. Si cerca di chiedere agli altri di fare uno sforzo senza cambiare noi stessi. Se il nostro cuore, il nostro modo di pensare cambia, allora possiamo nutrire fiducia negli altri e favorire la shalom. Pietro racconterà che, stando in preghiera, ebbe una visione che riguardava proprio come rimuovere quegli ostacoli, al fine di ricevere da Dio nuove indicazioni che riguardavano inclusività e un Vangelo che andava oltre un cerimoniale, piuttosto si incentrasse su una persona, mi riferisco a Gesù. Una sintesi significativa potrebbe essere offerta con una lettura di una lettera epistolare di Paolo scritta ad una chiesa, e mi riferisco alla chiesa di Efeso. Questo credo che ci sia un po' una sintesi di questo cambiamento, di questo passaggio che stava avvenendo proprio i giorni successivi a Pentecoste. Efesini capitolo 2, versetti da 13 a 18, leggiamo insieme: ma ora, quindi c'è un punto di svolta, sta Paolo dicendo che c'è un cambiamento, ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Pietro va da coloro che erano lontani per avvicinarli a Cristo. Ecco cos'è l'essenza del Vangelo che si inaugura alla croce. Si va per avvicinare gli altri a Cristo. È Lui la pace. Ricordo che in quel momento c'era una certa tensione tra Pietro ed alcuni giudei. Infine, spiegare il piano di Dio realizzato in Gesù, riunire, includere, rendere partecipi delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo. Se Dio include, chi sono io a non doverlo fare? Potrebbe essere questa la risposta indiretta che Pietro ricevette da Dio mentre era in preghiera. Paolo ad Efeso dirà la stessa cosa. Il Vangelo di Gesù Cristo ha la forza di avvicinare gli uomini e le donne a Dio e rende noto che questo è ancora oggi possibile per mezzo di Gesù Cristo. Con il suo sacrificio alla croce ha avvicinato coloro che erano lontani. Paolo si riferiva a quelli che non erano giudei. Nello stesso tempo ha dato agli ebrei una nuova conduzione di vita, non più fatta di sacrifici cerimoniali, ma credendo nella stessa persona che ha un nome. Si chiama Gesù. L'adempimento è la realizzazione dei piani di Dio fatti proprio al padre Abramo, attraverso il quale sarebbero state benedette, come abbiamo letto in Genesi,
tutte le famiglie della terra. Per abbassare le angosce di coloro che stavano contestando Pietro, bisognava indirizzarli a credere. Lo stesso vale per tutti coloro che sono in angoscia, che sono in un atteggiamento di contestazione. Bisogna credere e vedere le situazioni intorno in una chiave completamente nuova e rinnovata. La pace è per definizione l'assenza di conflitti, pertanto si realizza con l'ascolto e con il credere. Rileggendo gli ultimi due versetti di Efesini 2, 17 e 18, lo ripeto ancora una volta: con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo, ci sei anche tu in questa promessa, accesso al Padre in un medesimo spirito. Lo stesso è accaduto a casa di Cornelio e Pietro, per abbassare il livello della contestazione, doveva spiegare quello che Dio stava realizzando in Gesù Cristo per l'umanità, e in questa umanità ci sei anche tu, se credi in ciò che è scritto. Lui dirà al versetto 15 e poi successivamente al versetto 16: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Lo Spirito scese su di loro appena Pietro iniziò a parlare. In altre parole, erano già pronti a ricevere il Vangelo, non c'erano ostacoli. Pietro riunifica la parola di Dio tra ciò che era stato detto ai padri, come ad Abramo, ciò che venne ricordato da Giovanni Battista e ciò che lo Spirito Santo aveva prodotto nel cuore di tutti coloro che avevano ascoltato la predicazione per indirizzare il cuore alla pace. Ecco cosa ascoltarono quei giudei e fratelli, i quali chiedevano spiegazioni attraverso un'accesa contestazione. Le benedizioni di Dio sono esattamente le stesse per tutti coloro che credono. Che grande dignità riceviamo quando impariamo a conoscerlo. Ad un amico che mi ripete spesso che il Dio che lui conosce è il Dio della guerra, pertanto non ha nessuna fiducia in Dio, in un Dio definito così, posso rispondere dalle scritture di conoscere il Dio della pace. È utile anche ricordare che Gesù, poco prima di morire, disse: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto a voi. Questo è ciò che accadde a Pietro nella visione che Dio gli diede. Ogni volta che ci avviciniamo alla parola di Dio, ogni volta che interroghiamo i testi con un atteggiamento di ascolto, allora c'è rivelazione. Dio parla per mezzo del suo Spirito e anche questa sera c'è questa forza, questa azione dello Spirito Santo che può parlare anche a te. Versetto 17: se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, lui si pone una domanda: chi ero io da potermi opporre a Dio? Questa è la chiave dell'argomentazione di Pietro. Dio ha benedetto Cornelio e i suoi compagni gentili nello stesso modo in cui Dio ha benedetto Pietro e gli apostoli a Pentecoste, con il dono dello Spirito Santo. Dio ha reso abbondantemente chiaro che ama questi gentili con lo stesso intenso amore che ha mostrato ai cristiani ebrei. Rifiutare di accettare questi gentili avrebbe significato ostacolare Dio, opporsi alla volontà di Dio. Pietro non poteva farlo e di conseguenza neanche questi credenti circoncisi a Gerusalemme dovevano farlo. Versetto 18, che va a conclusione della nostra riflessione. Allora, sentite il respiro della calma? È percepibile. Allora, udite queste cose, si calmarono
e glorificarono Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Quando si ascolta con un cuore ben disposto, allora la prima cosa che accade è la calma. Significa che in quel contesto, proprio con quella calma, sono in grado di rielaborare tutto quello che conoscevano e che poteva essere integrato dalle considerazioni espresse da Pietro ricevute in un contesto di preghiera e di rivelazione da parte di Dio. Fino a quando non c'è calma, non si possono concretizzare altre condizioni del cuore. Quei giudei furono posti nella condizione di glorificare Dio e di affermare con la loro bocca ciò che era accaduto. Pietro ha parlato, ora sono loro che possono affermare. Dio ha concesso il ravvedimento e la vita. Questa è la loro affermazione, non è più quella di Pietro. In altre parole si evidenzia, uno, la risposta umana proprio nel ravvedimento, due, la provvidenza di Dio nel dono dello Spirito che dà la vita. È lo Spirito che dà la vita a coloro che sono morti spiritualmente, prendendo coscienza del sacrificio di Cristo. Lo stesso Dio che ha creato la vita nel principio, soffiando un alito vitale all'uomo e alla donna, si ripresenta all'umanità che è morta spiritualmente a causa di una rottura di una relazione con Lui e che genera conflitti, offre nuova vita per mezzo del Figlio, per mezzo dell'opera del Figlio compiuta alla croce, e lo Spirito Santo agisce affinché questo si realizzi. Sia i gentili e sia gli ebrei, Pietro stesso, ne è meravigliato. Possono avere un unico padre che li accoglie. Questa storia nasce da una visione, infatti Pietro era in preghiera, poi riceve un comando di andare, deve ancora iniziare a parlare, che già Dio agisce, facendo scendere il suo spirito su coloro ai quali Pietro venne inviato. A volte Dio lavora da solo, dietro le quinte, prima che il Vangelo sia portato a qualcuno. Pietro assiste in quella circostanza al frutto di quel lavoro di Dio. Il Vangelo ha la forza di riconciliarci a Dio e con gli uomini, facendo cadere ogni forma di inimicizia. Dovremmo ricordarlo ogni volta che essa si insinua nuovamente nel nostro cuore. Ciò che avremmo dovuto lasciare e abbandonare nel credere in Dio riemerge e crea conflitti. I gentili non avevano bisogno di diventare ebrei, come anche il contrario. Il cristianesimo biblico ha la forza di tenere unita la diversità in un contesto di unità, soprattutto quando le due culture avrebbero dovuto trovare una quadra, possiamo dire, sul cibo, la giornata da riservare al Signore e tante altre direttive che provenivano dall'Antico Testamento. Potremmo dire la Bibbia dei Giudei. Le radici culturali non sono abbattute o rase al suolo, perché non siamo tutti uguali nella Chiesa. I cristiani non sono più chiamati seguaci della via, perché qualcosa è cambiato non solo nella vita di Saulo, ma anche in quella di Pietro, potendo comprendere l'ampiezza della portata del messaggio che Dio gli affidava, indirizzandolo a predicare il Vangelo a tutti e non solo agli ebrei. Buona serata. Dio vi benedica.